chiamano Feffo Porru, è un artista isolano, è un artista che ha una febbrile voglia di comunicazione gestuale e pittorica. Questo lavoro è un lavoro eseguito in maniera molto materica, istintiva, di getto, ed è un lavoro che racconta bene una certa condizione isolana creativa, racconta bene una relazione con uno spazio, con delle sue specificità, e di una relazione con uno spazio diversa rispetto a chi abita territori, ed una relazione con uno spazio diverso. Movimenti, fondo cupo e colori ad olio praticamente sparati dal tubetto sulla tela. Spatolate, movimenti gestuali ritmici che sembrano raccontare un ancestrale scontro-incontro tra energie cosmiche. Per capire questo quadro in realtà bisognerebbe vivere e comprendere il rapporto che l'isola, la Sardegna, ha con la natura e con la relativa relazione tra l'uomo e la natura all'interno dell'isola, con tutte le sue specificità e difficoltà. Vediamo dei segni della ruota, una stilizzazione di un omino che sembra essere nuragico ma è ricampionato, anche qua c'è una figura che in qualche modo ci fa pensare a Jean-Michel Basquiat, lo stesso qua ci sono questi vortici che fanno energie cosmiche, come i giganti di Monti Brahma, come gli scudi dei medesimi giganti, come gli occhi dei giganti di Monti Brahma, quindi forme circolari dei nuraghe. Quindi siamo davanti al grande mistero dell'origine dell'uomo e la sua evoluzione, con una percezione gestuale assolutamente e specificatamente isolana e sarda. Feffo Porru è pittore che si confronta con i linguaggi dell'arte per appagare i suoi istinti di comunicazione, ed è così